e corpo. Conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Bentrovati. Oggi proseguiamo il discorso lasciato nella puntata precedente e parleremo dell'intossicazione. Nel caso di intossicazione, contrariamente a quello dell'intossinazione della puntata precedente, le sostanze che sono penetrate nell'organismo non dovrebbero assolutamente trovarcisi, perché sono sostanze totalmente estranee al normale funzionamento del nostro organismo. Egli sono nocive e appunto per questo motivo sono qualificate come tossici oppure anche come dei veleni. Un'intossicazione dovrebbe essere un avvenimento accidentale e anche raro, ma purtroppo ai nostri giorni ci intossichiamo quotidianamente con le sostanze tossiche con le quali inquiniamo il nostro ambiente e i nostri alimenti. L'avvelenamento imposto a culture e anche ad allevamenti dall'inquinamento dell'aria, ma anche dell'acqua e del suolo, ha ormai fatto perdere agli alimenti la bella purezza di un tempo, così che i veleni di cui l'ambiente è impregnato penetrano dentro di noi quando consumiamo appunto i prodotti della natura, che naturalmente naturali non sono più. Essi contribuiscono così a innalzare il tasso di scorie nei nostri tessuti e a farci ammalare, tanto più che queste sostanze sono per natura tossiche. A questo inquinamento si aggiunge anche l'inquinamento volontario, inflitto da noi stessi alle zone di cultura mediante i ripetuti trattamenti a base di erbicidi, insetticidi, fungicidi, eccetera. Negli allevamenti si segue purtroppo lo stesso procedimento. Gli animali spesso vengono supercurati, ad esempio con degli antibiotici, perché possano sopravvivere alle innaturali condizioni dell'allevamento in cui sono costretti a vivere, o accelerino addirittura l'aumento del peso, questo sempre mediante gli ormoni. E questi farmaci ce li ritroviamo ovviamente nelle carni che consumiamo e anche in parte li troviamo nei sottoprodotti animali quali uova, latte e latticini. I medicinali chimici di sintesi e i vaccini che noi stessi assumiamo sono anch'essi una delle cause dell'intossicazione del nostro organismo. Se assunti in situazioni eccezionali e rare, non avrebbero un effetto così nefasto sul nostro fisico, dal momento che purtroppo si fa un vero e proprio abuso di medicinali che intossicano pericolosamente e rapidamente l'intera popolazione. In più assorbiamo regolarmente coloranti, emulsionanti, esaltatori di sapore, stabilizzanti, antiossidanti e anche sostanze contro l'irracidimento, conservanti e chi più ne ha più ne metta, cioè tutti quegli additivi che aggiungiamo agli alimenti non già per accrescere il valore nutritivo, questo sia chiaro, ma per migliorare le caratteristiche organolettiche e prolungarne la conservazione. Per fortuna però non tutti gli additivi sono tossici, alcuni anzi sono decisamente inoffensivi, altri invece hanno una carica tossica accertata e ben nota, però tuttavia sono tolleranti non dal nostro organismo, ma dalla legge. Solo ai nostri giorni si comincia a prendere coscienza dei rischi che si annidano in certi cocktail.
Si è infatti scoperto che la combinazione di additivi diversi e diversi considerati tante volte inoffensivi può avere invece un effetto cancerogeno sicuro. Ma l'apparato digerente non è la sola via d'entrata delle sostanze tossiche. Adesso ve ne elenco un'altra, quell'organo semipermeabile che è la pelle. Certi cosmetici, talchi, creme, tinture per capelli, polvere, deodoranti contengono sostanze nocive o al limite proprio del fisiologico, ma molte sostanze tossiche poi penetrano in noi attraverso anche le vie respiratorie, al fumo di tabacco, poi si aggiungono anche i veleni emessi dalle industrie, dagli impianti di riscaldamento e dalle automobili con i gas di scarico. Quindi dobbiamo capire che al fine l'organismo non è una pattumiera dove si possa gettare qualunque cosa. E voi ti chiederete come accade e che cosa accade con le sostanze di rifiuto che poi ci fanno ammalare. Quindi dobbiamo renderci conto di come la presenza di queste scorie nell'organismo possa dar luogo a malattie. Bisogna ricordare che il corpo è un insieme di cellule e che esso funziona proprio perché tutte queste cellule sono attive. Quindi le cellule raggruppandosi formano gli organi, però posseggono esse stesse individualmente i propri organi che permettono loro di respirare, produrre energia, eliminare rifiuti, riprodursi, inviare e ricevere messaggi. Quindi le cellule sono quindi in noi le più piccole unità di vita, ma nonostante questo sono totalmente dipendenti dall'ambiente in cui si trovano. Poiché non possono spostarsi, l'ossigeno e le altre sostanze nutritive debbono essere loro apportate e le scorie che esse espellono devono essere rimosse. Veicoli nell'uno e nell'altro caso sono i liquidi organici quali il sangue, la linfa, i fluidi cellulari. Questi liquidi organici erano chiamati un tempo gli umori, adesso tempo morale. Ai giorni nostri i termini sono cambiati e si parla di terreno. Ecco perché abbiamo spiegato tutte queste cose, per capire che così quando capite che i terreni non sono nient'altro che quello che è la parte più importante che ci sta sotto, dove poi si appoggiano gli organi. Con questo è tutto, spero che la differenza di quello che era il discorso di intossicazione e intossinazione l'avete capita, anche se vi posso dire che naturalmente poi andremo avanti e nella puntata prossima andremo a vedere quello che è il concetto della malattia e del perché avviene a causa di un'alterazione del terreno, che per il terreno è il corpo. Grazie come sempre per essere rimasti in nostra compagnia. L'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Buongiorno a tutti amici, oggi vorrei parlarvi di un fenomeno particolarmente insidioso che sta diventando sempre più comune nel mondo digitale, ovvero i siti mirror, dove sta mirror per specchio. Come sapete, le truffe online sono in continua evoluzione e i truffatori diventano sempre più sofisticati nelle loro tecniche. Uno dei metodi più subdoli è la creazione di siti mirror. Ma cosa sono esattamente i siti mirror? I siti mirror sono copie quasi identiche di siti web legittimi e affidabili. I truffatori creano questi siti
con l'intento di ingannare gli utenti, inducendoli a credere di essere sul sito originale. I siti mirror possono essere talmente ben fatti che è difficile distinguerli dai siti diciamo autentici come prima vista, primo impatto. Di solito i truffatori utilizzano tecniche come la modifica di un singolo carattere nell'indirizzo, rendendolo quasi indistinguibile dall'originale, perché siamo abituati ad andare sul sito, ad esempio www.amazon.com, quindi non andiamo a vedere se abbiamo digitato correttamente l'indirizzo, perché anche se abbiamo sbagliato qualcosa, il sito ci appare. E quindi questi truffatori cosa modificano? Vi faccio un esempio: immaginatevi www.sitooriginale.com e invece trovate scritto sito originale con 2 O, quindi sito O originale. E in questo caso voi siete già con una variazione dell'indirizzo, siete già sul sito truffa. E cosa succede? Se una volta purtroppo si sale su questi siti, accedete al sito e i truffatori cosa fanno? Possono raccogliere informazioni vostre personali e anche dati sensibili, come ad esempio carte di credito e anche altre informazioni finanziarie. E questo cosa porta? Può portare a gravi conseguenze, tra cui il furto di identità e anche perdite vostre finanziarie molto significative. Quindi cosa accade esattamente quando una persona cade vittima di una truffa di un sito mirror? Beh, inizialmente l'utente potrebbe non rendersi conto di essere stato truffato. Potrebbe inserire i propri dati di accesso pensando di essere sul sito legittimo, e a questo punto i truffatori acquisiscono le credenziali dell'utente e possono utilizzarle per accedere ai suoi account e prelevare denaro ed effettuare acquisti fraudolenti. E le vittime spesso scoprono la truffa solo quando notano attività sospette sui loro conti bancari o ricevono notifiche di accessi non autorizzati. A quel punto il danno però è già stato fatto e recuperare i fondi persi può essere un processo lungo e anche frustrante. Quindi allora cosa possiamo fare per proteggerci da siti mirror e soprattutto come dovremmo reagire se ci rendiamo conto di essere stati truffati? Ecco alcuni piccoli ma utili consigli pratici. Prima di tutto verificate sempre l'URL, che sarebbe il sito. Prima di inserire informazioni sensibili, controllate attentamente sempre l'indirizzo del sito. Assicuratevi che corrisponda esattamente a quello originale e che non ci siano eventuali violazioni sospette. Seconda cosa, utilizzate sempre un gestore di password. Questi gestori possono aiutarvi a riconoscere i siti legittimi e a proteggere le vostre credenziali, e molti di essi vi avviseranno se state accedendo a un sito sospetto. 3. Abilitate sempre l'autentificazione a 2 fattori. Aggiunge un livello di sicurezza ai vostri account maggiore e rendono più difficile per i truffatori accedere ai vostri dati anche se riescono a ottenere le vostre credenziali. 4. Segnalate il sito mirror. Se scoprite di essere stati truffati, segnalate immediatamente il sito alle autorità competenti. Questo può aiutare a prevenire anche altre persone ulteriori truffe. 5. Cambiate le vostre password. Dopo aver subito una truffa, cambiate immediatamente le password di tutti i vostri account online, in particolare quelli che potrebbero essere compromessi. E 6, e ultimo consiglio, monitorate i vostri conti bancari. Controllate regolarmente le transizioni sui vostri conti bancari e segnalate tempestivamente eventuali attività sospette. Ricordiamoci sempre che la prevenzione è la miglior difesa contro le truffe online. Essere vigili e adottare misure di sicurezza adeguate può fare la differenza tra diventare vittima di una truffa e navigare in sicurezza sul mondo digitale. Grazie per la vostra attenzione, spero che queste informazioni vi siano state utili.